fantastico, meraviglioso, straordinario. 30 anni di carcere alla ladra Rom, che a Venezia, se vi ricordate il caso, aveva reagito violentemente contro l'inviato delle Iene. 30 anni di carcere hanno dato, 30 anni di carcere. Arrestata più di 20 volte per furti, droga e borseggi tra Roma, Milano e Venezia, ma mai portata in carcere perché sempre in gravidanza. Ora la 33enne di origine bosniaca nata nel Casertano, che aggredì un giornalista a Venezia, dovrà scontare 30 anni, con grande soddisfazione dell'assessore Marcato, che ha immediatamente postato un video sul suo profilo social. Ha commesso reati di tutti i tipi e lei continuava indisturbata qui a Venezia a rompere le balle ai turisti. Ecco, finalmente è arrivata la giustizia. 30 anni di carcere alla ladra Rom per aver rubato per anni. Giornata meravigliosa, bellissima, straordinaria, grazie. Oggi è una giornata di giustizia. La donna è stata sorpresa dai carabinieri di Pomezia mentre passeggiava con uno dei suoi numerosi figli e non ha opposto resistenza. Negli ultimi anni aveva fornito spesso nomi diversi, ma questa volta, rinchiusa nel carcere di Rebibbia, sconterà un cumulo di 12 sentenze per un totale di 30 anni.